Furian e Roberto Di Franco. Grazie mille caro Giulio, buon pomeriggio a tutti i cari radioascoltatori, o meglio buonasera a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati alla legge del gol. Qui come sempre stavolta era da un po' di tempo che io e il buon Roberto Di Franco non ci facevamo una puntata, solamente io e lui, a lume di candela, ecco, un appuntamento non tanto al buio perché vabbè ci conosciamo e tutto così, però era da tanto, perché purtroppo i nostri altri due compagni d'avventura, il buon Fede Pontillo e Marco Minerva, non ci sono questa sera per entrambi i problemi lavorativi. A volte capita. Comunque saluto il mio compagno d'avventure, il buon Robertone. Buonasera a tutti. E ovviamente vi ricordiamo il numero per intervenire in diretta: 02 92 94 72 22, o se no ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Però intervenite 02 92 94 72 22. Allora, qui la legge del gol, io direi stavolta di iniziare, non si può non iniziare a parlare, prima del nostro bellissimo campionato, parliamo di Champions League, visto che comunque ci sono 3 squadre italiane in Champions, dei quarti di finale, e che sono Milan, Inter e Napoli. C'è stato ieri sera, si è giocato Milan-Napoli, dove si è visto un Milan vincente, che è uscito vincente da questa partita con un 1-0. È stata una partita sicuramente combattuta, diciamo che molti si aspettavano qualcosina di più, visto di approfittare, magari di approfittare l'occasione di un rosso, no? Di cercare di fare anche il 2-0 per essere un pochino più tranquilli. Però che partita è stata? Poi Robertone, come al solito, il Milan lo segue ovunque, era lì presente, era lì a San Siro, quindi ha respirato l'aria che c'era, un'area di Champions, che era un'area che, questo ovviamente vale anche per l'Inter, che era da tanto che non si respirava l'area dei quarti di finale. Allora, sulla partita penso che non sia la copia di quella di campionato, anzi il Napoli è tutt'altra cosa. Penso che per la prima mezz'ora buona ha dominato praticamente. Poi c'è stata quell'occasione di Leao dove poi ha rotto la bandierina, che lì un po' qualcosa si è mosso, ma a parte quell'occasione e poi il gol che è arrivato al 40esimo, non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Certo, siamo andati in vantaggio, che è stato importante prima della fine del primo tempo. Speravamo nel secondo tempo di entrare con un'altra testa, o perlomeno come abbiamo finito il primo, però il Napoli ha ricominciato a provarci, ci ha messo in difficoltà, poi nel secondo tempo è stata leggermente forse un po' più equilibrata, però il Napoli ha fatto una gran partita, non meritava di perdere, e noi abbiamo perso un'occasione nel momento in cui c'è stata l'espulsione di andare 2-0 e di andare a Napoli, non dico passati perché non saremmo passati sicuramente, però un po' più tranquilli. Poi c'è stata anche una polemica da parte di Luciano Spalletti. Sappiamo che comunque, parlando ovviamente adesso del campionato, c'era stato un battibecco nei corridoi fra Luciano Spalletti e Maldini, che poi è stato ingigantito ovviamente. Come spesso accade, bisogna fare un po' di gossip, bisogna mettere un pochino di fuoco, di accendere un pochino più il fuoco fra Luciano Spalletti e Maldini. E anche questa volta a fine partita Spalletti ha avuto qualcosa da ridire, anche per esempio per quanto riguarda Leao, dicendo che doveva essere sanzionato per aver spaccato. Secondo te, è vero che sono piccolezze, ma secondo te doveva essere sanzionato Rafa Leao o... Allora, per una situazione del genere andare lì a caso e rompere la bandierina ci poteva anche stare il giallo. Non è che sarebbe, certo giocava con l'ammonizione, però non è un giocatore che rischia di prendere il rosso, non è un giocatore che fa fallo, che dici prende il secondo giallo. Certo, però avere un giallo pesava comunque, quindi lì sarebbe stato da vedere. Non penso che rischiava l'espulsione, però da lì era ancora il primo tempo, quindi c'era ancora 45 minuti da giocare, quindi è sempre giocare con un giallo sulle spalle. Quello assolutamente. Altra cosa che volevo dire io, una provocazione che comunque se ne parla da ieri.
Allora, adesso ci sono state un po' di provocazioni di tifosi napoletani che parlavano dell'arbitraggio scandaloso perché sembrava che l'arbitro ce l'avesse solo con i loro giocatori. Adesso è vero, ci sta, uno può dire il giallo su Wan-Bissaka esagerato, secondo giallo, però allora sui 2 rigori che il Milan ha chiesto, uno per il fallo su Giroud per la trattenuta e uno su Saelemaekers verso fine partita. Io non dico 2 rigori netti che c'erano, però qualche dubbio sul secondo. Secondo me a rivederlo ci poteva anche stare sulla Lobotka su Saelemaekers. Però sembrerebbe che, da quello che hanno detto, l'arbitro ha parlato con i 2 capitani e sembrerebbe che il VAR non funzionasse. Che in campionato ne abbiamo parlato tante volte, succedono di quei casini con la VAR che vabbè, lasciamo perdere, però non mi aspetto che in Europa possano succedere delle cose del genere, mi sembra strano. Boh, sembra strano anche a me personalmente, vabbè, sappiamo che comunque la VAR è sempre qualcosa di mistico, sta diventando sempre di più un animale leggendario, tra virgolette, nel senso viene utilizzato, evocato quando si vuole, vabbè, i problemi della VAR ne abbiamo sempre ampiamente parlato. Adesso io mi collegherei un attimo anche all'Inter, perché secondo me dopo dobbiamo fare 2 analisi, sempre per quanto riguarda la Champions, poi ci ritorniamo nel campionato, che anche quello ovviamente è importante, però capite un attimo bene, adesso al di là del tifo di Roberto Di Franco e di Matteo Furi, anche uno è per il Milan e l'altro è per l'Inter, e quindi sono entusiasti. Adesso al di là di questo, però capite bene che comunque 3 squadre italiane ai quarti di finale di Champions League è un evento abbastanza raro, cioè una cosa che spero di non dover aspettare altri anni per rivederla, ecco. Quindi è giusto, visto che è una trasmissione che tratta di calcio, una trasmissione sportiva che parla di calcio, non ci si può non soffermare su questo evento unico e raro. Va bene, Inter. Allora, l'Inter in casa del Benfica è riuscito a vincere 2-0, una partita secondo me che a mio avviso poteva terminare con qualche gol in più, ci poteva stare anche un 3 o 4-0, anche se comunque anche il Benfica qualche occasione l'ha avuta, non è che non ha fatto assolutamente niente. Noi ci siamo mangiati un bel po' di gol, noi. Questo però è il solito problema dell'Inter. Abbiamo disputato, a mio avviso, sempre una buona partita che personalmente non mi aspettavo, personalmente. L'ha sbloccata Barella con un fantastico gol e poi Romelu Lukaku che ha siglato il 2-0 sempre sul rigore e abbiamo visto che per il momento non li sbaglia mai i rigori, si dimostra una certezza sul dischetto. L'unica cosa è che io capisco che Inzaghi ha voluto diciamo tenere la coppia vincente che ha utilizzato contro il Porto, ovvero Dzeko Lautaro, e ha voluto tenere come diciamo arma da utilizzare l'asso nella manica Lukaku da mettere nel secondo tempo inoltrato. Io personalmente però avrei osato e avrei messo personalmente Lukaku dal primo minuto. Questa poi è una piccola critica, come per esempio al posto di Di Marco avrei messo dal primo minuto Gosens, al di là che ha segnato nella scorsa partita contro la Salernitana, al di là di quello è che comunque si trova in un'ottima condizione fisica e addirittura vi dirò di più, visto che comunque ci sono stati all'interno della società dei malumori per quanto riguarda anche De Vrij, che vuole spazio, vuole giocare, anche sempre con la prestazione contro la Salernitana ha giocato bene, comunque è abbastanza, cioè un buon difensore. Io personalmente avrei messo lui e avrei messo Darmian, che sta facendo sempre bene, che come difensore tra i 3 dietro gioca sempre benissimo, però sappiamo benissimo che il suo ruolo d'eccellenza, dove ha dato sempre spettacolo, intendo dire che gioca ancora meglio, è il ruolo che occupa Denzel Dumfries. Quindi io avrei personalmente, Dumfries non è che stia giocando una
stagione spettacolare, nonostante ha giocato bene. Una nota, poi finisco con l'analisi, tra virgolette, della partita, poi do un'informazione in più riguardo a questa partita qua e l'andamento dell'Inter in Champions. Ecco, un problema è Lautaro Martinez. Lautaro Martinez è un periodo un po'... no. Io vi do solamente questo dato qua. È da 3 partite che Correa entra in campo, ok? O è già in campo. Correa sta giocando meglio di Lautaro Martinez. Adesso non è per screditare il Tucu Correa, ci mancherebbe altro, però da quando è all'Inter il Tucu Correa, questo è un dato evidente, adesso al di là delle simpatie e antipatie, non è che è il Tucu della Lazio, per intenderci, sicuramente molto calato rispetto alla squadra dove giocava prima. Nelle prestazioni lo si vede anche con il numero di gol e tutto così. È veramente tanto calato. E il fatto che stia giocando meglio lui di Lautaro, che comunque dovrebbe essere la certezza, possiamo dirlo, la certezza, cioè come il Milan e ogni sua squadra, le sue, il Milan mi viene in mente Leao, no? Ci può stare la partita, no? Però Lautaro Martinez... Poi allora adesso giustamente qualcuno mi sta ascoltando e dice sei un tifoso medio perché appena il giocatore gioca male lo insulti. No, non è che lo insulto, io... Per Matteo Furian adesso manteniamo Correa titolare, vendiamo Lautaro. No, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Però questo lo vorrei dire a tantissimi tifosi interisti. Lautaro secondo me è un buon giocatore, è forte, però è sempre stato dipinto da alcuni come, diciamo, il fenomeno a momenti, no? Cioè uno che senza di lui l'Inter non va avanti, ok? Così, secondo me è un giocatore che può essere rimpiazzabile. È questo, io mi ricordo all'epoca di quando era appena andato via Conte, che si era aperto un ampio dibattito, e tu te ne ricordi bene questo Roberto, tra tifosi che dicevano dell'Inter e anche altri che dicevano quando bisognava scegliere tra mandare via un Lautaro Martinez o un Hakimi, si parlava, no? E dicevano ma no, mandiamo via Hakimi perché Lautaro è rimpiazzabile, quando secondo me Lautaro è forte, è un giocatore molto forte, però può essere rimpiazzabile. Per esempio Hakimi nel suo ruolo, in quel ruolo, è uno dei più forti in Europa, lo era già adesso giocando nel Paris Saint-Germain è ancora, cioè, è questa la differenza. Quindi non è che sto dicendo vediamo Lautaro e facciamo giocare il Tucu Correa perché il Tucu Correa ha giocato buone 3 partite, assolutamente no, perché Lautaro comunque è un giocatore molto forte, però comunque è stato quasi inesistente contro il Benfica. Cioè io a volte però mi rendo conto che io vedo un Edin Dzeko che è un giocatore di 36 anni che sicuramente gioca nel ruolo di attaccante come Lautaro, però hanno uno stile diverso ovviamente, ma anche come si muovono in campo e quello che fanno in campo, così, perché Dzeko è uno che supporta anche il dietro nell'Inter, che ritorna spesso così. Però cavolo, cioè Dzeko anche quando non segna, che non gioca male, un pochino incisivo lo è comunque nella partita, perché vedi che dà proprio anima e corpo. Vabbè, comunque questa è la mia critica. Detto ciò, Lautaro fortissimo. Ultimo dato sull'Inter che voglio dire, che vi leggo anche questa parte di questo articolo della Gazzetta dello Sport, l'Inter è il muro d'Europa, ha zittito anche il Benfica dopo Liverpool e Porto. Il Benfica arrivava da 13 match consecutivi in gol in Champions League, con la media di 2 reti e mezzo a partita. Andrea Onana si è dovuto impegnare solo in 2 occasioni durante il corso della partita Benfica-Inter. Bastoni, che ha giocato, ragazzi, una partita straordinaria, ha rasentato la perfezione. Nessun gol subito come contro il Porto agli ottavi di finale in questa edizione, e se si conta l'amaro ma storico trionfo di Liverpool nella scorsa stagione si arriva a ben 4 reti inviolati di fila nella fase eliminazione diretta della Champions League da parte dell'Inter. Nella storia dell'Inter non è mai accaduto, quindi anche questo è comunque un risultato enorme. Con il Liverpool, il ritorno agli ottavi del 2021-2022 che avevamo vinto in casa del Liverpool 1-0, Inter-Porto che abbiamo vinto 1-0, a Porto abbiamo pareggiato e adesso stavolta, quindi un risultato storico per la squadra nerazzurra.
detto ciò, adesso stoppiamo un attimo Inter, parliamo di tutte e tre le squadre insieme e cerchiamo di fare un ragionamento simile. Allora, adesso noi non abbiamo la sfera di cristallo. Sappiamo entrambi comunque, sia Inter che Milan, perché parlo delle due squadre che hanno vinto, che sicuramente il Benfica arriverà a San Siro col pugnale fra i denti. Perché se noi pensiamo, anche se non ci aspettavamo un Benfica che giocasse in quel modo in casa, ci aspettiamo che arrivi un Benfica che accetta il 2-0, proprio siamo su un altro mondo, cioè stiamo sognando. Lo stesso vale per il Milan non si può aspettare un Napoli che gli va bene un 1-0. Lotteranno anche i napoletani, il Napoli, col pugnal fra i denti per cercare di portarsi a casa la vittoria, perché si sta parlando dell'accesso alle semifinali di Champions League, siamo dietro l'angolo. Cioè, oltre a soldi in più, ragazzi, semifinale e finale sono partite completamente a sé. Cioè, basta un niente ritrovarsi in finale e poi tutto lì può succedere. Può succedere per una squadra come il Napoli, può succedere come una squadra come il Milan, può succedere come una squadra come l'Inter, anche se si trovano di fronte dei mostri come Manchester City, che poi commentiamo anche tra l'altro un attimo quello che è successo dall'altra parte, o Real Madrid o Bayern Monaco, chi sarà. Ecco, tutto può succedere e tutto può essere. Però una cosa è certa, sicuramente il ritorno sarà un ritorno infuocato, sia per Inter che per Milan, perché ci saranno un Napoli e un Benfica che lotteranno tra il pugnal fra i denti. Io volevo dire una cosa sulla partita dell'Inter, cioè, non tanto screditare quello che ha fatto l'Inter, perché sicuramente il Benfica aveva fatto un gran cammino fino a qua e stava facendo un'ottima stagione. Però nella partita con l'Inter, per quello che ho visto, perché l'ho vista a sprazzi, non mi è sembrato il miglior Benfica, quello che andava a affrontare l'Inter in casa. Ha fatto molta fatica a volte a fare due passaggi di fila, poi le occasioni qualcuna l'ha avuta, però grosse occasioni me ne ricordo un paio forse, proprio da gol. Quindi magari ha sbagliato la partita all'andata, però l'Inter parte comunque da un 2-0 in casa del Benfica, deve venire a giocare in casa propria e parte comunque da un doppio vantaggio, quindi è una strada, non dico che è passata, ma è una strada un po' più in discesa rispetto alla nostra, che comunque certo, è vero che hai vinto, però hai vinto 1-0 quando comunque di 10 contro 11 potevi approfittare, fare il secondo gol e andare a Napoli un po' più tranquillo, invece sei 1-0, andrai al Maradona, che comunque non sarà semplice, perché comunque anche sarà un'atmosfera calda, i tifosi cercheranno di fare di tutto per aiutare la squadra vorrà riscattare dopo il 4-0 in campionato, dopo aver perso 1-0 all'andata, quindi secondo me la strada è, sì, magari un po' in discesa perché hai vinto l'andata, però è ancora tutto apertissimo, si giocherà tutto al Maradona. No, su quello io concordo che c'è una differenza, che comunque il Milan va a giocare fuori casa e l'Inter giocherà in casa. Però io quello che voglio dire è vero, è assolutamente vero. Però ragazzi, come noi abbiamo battuto 2-0 il Benfica in casa, anche loro possono fare lo stesso con noi. Cioè, nel senso, non è che San Siro è un amuleto e poi concordo che abbiamo un gol in più rispetto a voi, abbiamo il 2-0, però tutto può succedere, ripeto. Adesso non voglio fare tanto paragoni sul chi ce l'ha più facile fra Inter e Milan, che sono le due squadre che hanno vinto il match di andata, però perché ripeto è tutto aperto. Io quello che so solamente che queste due squadre qua nel ritorno, sia il Benfica che il Napoli, cercheranno di ribaltare la situazione, faranno di tutto il necessario, daranno anima e corpo per farlo, e quindi sia Inter che Milan di mentalità devono essere pronte, cioè quello. Il gioco alla fine è quello, il gioco però di mentalità, perché alla fine la mentalità e la psicologia della squadra abbiamo visto che controlla tutto. Soprattutto parlo dell'Inter, perché già il Milan reagisce in un'altra maniera. L'Inter sappiamo che soffre di una depressione, cioè che appena prende un gol, cazzarola, basta, gli hanno tolto tutti gli scudetti, gli hanno tolto tutte le Champions che ha vinto, il triplete, le hanno tolto, basta, bancarotta, non esiste più l'Inter se prendono gol, no? Vanno tutti i calciatori, quando prendono gol sembra che hanno perso il lavoro, non li prenderà mai più nessuna società, falliti e vanno a vivere in mezzo alla strada. Non si sa perché a volte reagiscono così.
Quindi soprattutto mi rivolgo all'Inter, serve molta mentalità, una mentalità da una squadra che sta in Champions League e sta giocando i quarti di finale per andare in semifinale di Champions League, quindi quello è essenziale. Per quanto riguarda l'Inter, Inzaghi sembrerebbe che l'anno prossimo non ci sarà più ad allenare l'Inter, anzi ha fatto una dichiarazione dove ha fatto capire che è abbastanza stanco del fatto che gli si addossano a lui tutte le colpe, e io da una parte mi permetto di dire una cosa, nonostante io sono stato uno dei più critici di Inzaghi. Sicuramente la colpa non è tutta sua, perché è facile indicare una persona sola nel fallimento di un progetto, perché si parla alla fine di questo. Perché sicuramente lui avrà delle colpe per quanto riguarda la mentalità in primis, date ai giocatori, che non è riuscito a dare un carattere forte alla squadra, perché comunque il lavoro dell'allenatore su quello è molto importante. Secondo, altra caratteristica importante, errore dei cambi o di chi mettere in campo. Alcune volte ci sono stati degli errori madornali, lo abbiamo visto l'anno scorso ma anche quest'anno. Terzo, poi ovviamente non si può dare a lui tutta la colpa, perché comunque io penso a partite come con la Salernitana, come con la Fiorentina e anche altre partite. Ragazzi, se i giocatori non segnano non può avere una grandissima colpa l'allenatore. Secondo me è un 60-40, ecco, è un 60-40 però da parte di Inzaghi, perché comunque una grande colpa c'era lui. Comunque i meriti vanno dati alla fine. È vero, con Conte hai vinto lo scudetto, per carità, però se stiamo a guardare il cammino europeo, comunque perché le squadre italiane nessuna può, se guardiamo la carta, può competere in Europa. Quindi ci si aspetta che bene che va passi il girone, agli ottavi se ti va bene trovi una squadra magari quella più abbordabile e te la giochi, ma sei 50-50, se ti va bene passi e ai quarti esci. Comunque qui si parla di una squadra che è vero che sono 3 italiane e ci è andata bene sul sorteggio perché abbiamo tutte le italiane e il Benfica di qua e quindi ci incontreremo tra di noi. Però in 2 anni Inzaghi è sempre passato i gironi, è sempre andato avanti e ha fatto ottime prestazioni come il Liverpool l'anno scorso che quasi passava. Conte invece sempre il girone è uscito. Adesso faccio il paragone con Conte perché tanti vorrebbero il ritorno di Conte o pensano che abbia fatto meglio Conte. Sicuramente è arrivato in fondo con lo scudetto, però in Europa sappiamo il cammino che ha sempre fatto. Ha i suoi limiti, in Europa ha i suoi limiti. È uno che ti trascina a vincere il campionato, ma in Europa, se con qualsiasi squadra ha avuto, guarda il Tottenham, che fine ha fatto, ma anche con tantissime altre squadre che ha allenato, Juve compresa, si è sempre stoppato lì, cioè non è riuscito a dare quella spinta in più per arrivare a sollevare una Coppa di Champions League. Il paragone adesso mi è venuto con Conte perché è l'ultimo che ha vinto lo scudetto, però adesso dare tutte le colpe di Inzaghi, ok, perché le colpe le ha, però è giusto dare anche i meriti su queste cose, perché comunque nessuno si aspettava un Inter che potesse andare l'anno scorso, potesse andare ad Anfield con un Liverpool che c'era l'anno scorso, che non era il Liverpool di quest'anno, e vincere 1-0 anche se aveva perso in casa. Non si aspettava che magari, è vero, hai beccato Porto e Benfica, però il Porto è qua agli ottavi, però sei passato comunque 1-0, 0-0 e tu l'hai fatto. Però io una cosa che dico su Inzaghi è questa, perché 60-40, il mio giudizio è, cioè perché il 60% della colpa è suo e non un 50-50, per un motivo, Roby, perché l'anno scorso, obiettivamente, per come ha risposto la squadra, per i giocatori che avevamo e per come potevamo giocare, potevamo ancora fare meglio, abbiamo sbagliato delle partite che non dovevamo assolutamente sbagliare, delle partite semplici in cui dovevamo veramente vincere, e lì è emerso il problema della mentalità anche in tantissime occasioni. E obiettivamente l'anno scorso comunque con quella partita persa, sfiga o non sfiga, quello che vogliamo così, a Bologna comunque abbiamo regalato lo scudetto a un'altra squadra e per lo più alla squadra avversaria, cioè proprio quel periodo lì eravamo tutte e due a fare quei risultati lì, Cioè, l'anno scorso si parlava di chi non voleva vincere lo scudetto, perché però noi abbiamo fatto era un continuo pareggiare per perdere punti. No, ma per la carità del Signore,
però alla fine se voi avete vinto lo scudetto vuol dire che noi siamo riusciti a far peggio, ovviamente, no? Quindi dopo il derby è vero che Bologna è stata quella che, ma perché in quel periodo continuavamo a pareggiare tutti. Dopo il derby si spenta l'Inter. Dopo il derby, se prendi il Milan, per esempio, se il Milan fosse una squadra, comunque l'anno scorso non so cosa è successo in quel periodo, se ci siamo spaventati perché veramente potevamo vincerlo dopo aver vinto il derby, cosa è successo non si sa, però abbiamo cominciato anche noi a continuare a perdere punti con la nostra rivale che continuava a perdere punti, a pareggiare magari partite semplici, quindi potevamo staccarci prima senza arrivare a Bologna con la speranza che perdeste o pareggiaste. No, ma per la carità, però noi abbiamo fatto in 7 partite 7 punti, i famosi 7 partite 7 punti l'anno scorso. Quello, per la carità del Signore, che sembrava che lo dovesse vincere già Napoli l'anno scorso, lo scudetto, così. Però adesso scusami, mi interrompo perché mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata. Prego, buonasera in diretta qui con noi. Sì, buonasera, ciao ragazzi, sono Alessandro da Bologna. Buonasera. Salve Alessandro. Allora, io non voglio fare l'avvocato difensore dell'allenatore dell'Inter, però sinceramente mi sembra il dare addosso a Inzaghi che sia un po' eccessivo. Allora, l'anno scorso avete perso a Bologna perché avevate un pippone in porta e non è colpa di Inzaghi quella roba lì. La società Inter vende tutti gli anni fior di giocatori e Inzaghi ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, forse quest'anno di nuovo vince la Coppa Italia e vi porta in semifinale, in finale di Champions League. A me non sembra che sia un allenatore così scarso e uno che non è riuscito non è da Inter però. No, ma anche qua dobbiamo intenderci, perché secondo me voi altri interisti pensate a Porto di avere la squadra più forte, non avete la squadra più forte. Assolutamente no, nessuno lo pensa. No, però il discorso, no, invece io lo penso, perché se io prendo un allenatore, gli do la squadra più forte di tutti, l'allenatore canna completamente, beh, a quel punto dico che l'allenatore è scarso. Ma in questo caso a me l'allenatore pare che abbia fatto il suo, poi vabbè avrà sbagliato anche lui, però voglio dire, se Lukaku nelle ultime partite a 1,5 metri dalla porta prende la traversa, perché è un momento così, non è colpa dell'allenatore, ragazzi, non si può sempre dire che Inzaghi è scarso e che non è da Inter. Mi pare che abbia fatto abbastanza bene, e se quest'anno vi porta in finale di Champions, io lo voglio vedere Inzaghi che vi è messa alla porta, anche perché Inzaghi nell'Inter cui perde 10 partite è un allenatore che non è da Inter. Thiago Motta invece, che col Bologna ha un curriculum esaltante, il Bologna ha perso 10 partite, sì, lui sì che è un allenatore da Inter. Ecco, mi sembra che ci siano due pesi, due misure. Comunque vi saluto sempre, vi ascolto e vi sento per radio. Ciao ragazzi. Grazie mille Alessandro per il suo intervento, però dobbiamo correre prima in pubblicità e poi arriva la risposta al nostro radioascoltatore. Se volete già chiamare 02 92 94 72 22. Rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà che tra poco ritorna la legge del gol. A tra poco, cari radioascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua
Eccoci alla seconda parte della legge del gol. La linea torna subito a Roberto Di Franco e a Matteo Furian. Grazie mille, caro Giulio, ben ritrovati cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentornati alla legge del gol, qui come sempre il vostro Matteo Furian e Roby Di Franco. Allora, per rispondere al nostro ultimo radioascoltatore, allora, mi trova in disaccordo, cioè nel senso, in verità Alessandro da Bologna ha detto delle cose che penso anch'io e che ho detto anche prima in precedenza nel mio intervento, che ovviamente Inzaghi non può avere tutta la colpa ed è sbagliato da attribuire a lui tutte le colpe di questo mondo, come spesso tanti tifosi fanno, per un motivo. Perché, come ha ricordato Alessandro da Bologna, e come ho detto anche io prima, se i giocatori sbagliano davanti alla porta, se prendono paglie e traverse, non è colpa di nessuno. Cioè, a volte addirittura non puoi dare neanche la colpa forse al giocatore, perché sappiamo bene che quando la palla non deve entrare, non entra. Ma il secondo colpevole al massimo può essere il giocatore, però quello su cui io mi voglio soffermare personalmente è che è vero che Inzaghi l'anno scorso non aveva gli strumenti che aveva Conte, gli strumenti in quel caso erano Lukaku, parlo dell'anno scorso, erano Lukaku, Hakimi e Eriksen, questi tre giocatori chiave, è assolutamente vero. Però abbiamo visto che comunque l'anno scorso, nonostante queste tre gravi mancanze che avevamo, siamo riusciti a tirarci sulle maniche lo stesso, nonostante quello. Ed era un'ottima squadra e girava perfettamente, con lo stesso gioco, ok? Quindi è per quello che dico, alla fine l'anno scorso è stata proprio un'occasione buttata nel cesso. Se l'anno scorso abbiamo buttato, non è mica da poco l'anno scorso aver buttato uno scudetto nel cesso e averlo regalato neanche a un'altra squadra che poteva essere il Napoli o peggio come la Juventus. L'abbiamo regalato al Milan, e mi perdonerai Roberto, cioè, al Milan gliel'abbiamo dato, no? Cioè, tra i tanti, poi il merito, cioè, se no sembra che ogni volta uno toglie i meriti sicuramente vanno dati anche al Milan come squadra, perché se è arrivata lì dove è arrivata vuol dire che ha sbagliato di meno rispetto all'Inter, e questo è un dato di fatto, sono i numeri, i punti che parlano. Quindi, per quello che dico, va bene, su quello uno può chiudere un occhio e dire andiamo avanti. Quest'anno possiamo dire, come mi diceva anche prima Roberto in pubblicità che ci stavamo confrontando, che c'era un Lukaku che ci è andata di sfiga, che non è tornato il Lukaku così, però adesso al di là di tutto che Lukaku si è fatto male così, poteva essere lo stesso punto di domanda comunque, perché non era detto che da un anno di pausa dove è andato al Chelsea, è stato un anno al Chelsea che ha giocato e non ha giocato e non ha fatto benissimo, anzi è calato molto, poteva ritornare quello dell'anno precedente ancora, quindi 2 anni fa. Non era detto, c'era sempre il punto di domanda anche su quello, anche al di là dell'infortunio. Quindi per questo voglio dire, la grande colpa di Inzaghi che gli si può attribuire è l'errore madornale in tantissime partite dei cambi e di chi mettere in campo. Ragazzi, l'anno scorso, che è iniziato lì il tracollo dell'Inter perché eravamo campioni d'inverno, è iniziato col derby di ritorno, che l'abbiamo perso, e lì quella partita lì l'abbiamo persa, e questo me lo ricordo ancora perché ne avevamo ampiamente parlato, e non so se te la ricordi quella partita lì, perché sono stati fatti 2 cambi che non avevano senso in quel momento lì, che hanno destabilizzato completamente la squadra partendo dal centrocampo, e sono stati dei cambi fatti e tutti l'hanno criticato giustamente perché aveva fatto dei cambi senza senso nel derby, e da lì è iniziato il tracollo. E durante la scorsa stagione, ma anche quest'anno, ha fatto dei cambi che a volte non avevano tanto senso, cioè proprio dei cambi a mio avviso sbagliati che ci hanno fatto perdere le partite o anche pareggiare. Ma la colpa più grave, se questa è una cosa più pratica, è la mentalità della squadra. La squadra non aveva più mentalità, c'è la mentalità vincente, la mentalità aggressiva. C'è Conte, un allenatore come Conte, che magari in Europa non riusciva a raggiungere. Io adesso parlo un attimo adesso del campionato, di alcune partite che abbiamo disputato in campionato. Un allenatore li ribaltava come dei fazzoletti in spogliatoio i giocatori per come giocavano. Quindi bisogna dare i meriti, come ha detto Alessandro da Bologna, per la Champions anche. Assolutamente, non è cosa da poco, anzi, ripeto, era da tantissimi anni che l'Inter non tornava a questi risultati qui,
anzi abbiamo scritto pure, come ho detto prima, un risultato storico della squadra nero-azzurra, quindi chapeau, tanto di cappello, però cavolo, forse serve secondo me una marcia in più, perché l'anno prossimo ripensare di avere continuamente, cioè di continuare a avere questo tipo di mentalità e di questi errori anche nei cambi non è più accettabile, secondo me. Io aggiungo solo una cosa, che secondo me, allora, quello che ti si può imputare a Inzaghi, che l'hai detto anche tu, sono sicuramente gli errori nei cambi, che è una cosa che si porta dalla Lazio, perché io mi ricordo, avevo fatto questo esempio forse qualche puntata fa, con Milan-Lazio in casa a dicembre, sotto la pioggia, la neve, eravamo ha perso la partita perché ha tolto i due giocatori migliori della Lazio, Immobile e Milinkovic-Savic, li ha tolti e ha perso 3-2. Ha fatto sempre questa cosa qua dei cambi, però secondo me questa cosa di andare davanti ai microfoni e trovare sempre un alibi alla squadra, cioè è questo anche che ti toglie mentalità alla squadra, secondo me. Questa cosa è un errore che secondo me poi paga. Però io sono d'accordo e penso anch'io, l'ho sempre detto, che Inzaghi non sia un allenatore che ancora per adesso, dico mai, però per adesso fare il salto di qualità, arrivare a vincere lo scudetto fa ancora fatica. Però c'è anche da valutare il fatto che il primo anno arriva dove in un ambiente dove Conte va via perché capisce che ci sono problemi. Quindi arriva in un ambiente dove l'Inter è criticata la proprietà perché ci sono problemi di soldi, debiti, dovuti al fatto che Conte è arrivato e lui viene ad allenare se compra determinati giocatori. Quindi prendi Lukaku, prendi gli Hakimi, dagli 10-12 milioni a lui a stagione. Quindi Inzaghi è venuto lì per tappare il buco lasciato da Conte in un ambiente dove non c'erano i soldi, c'erano i debiti, gli portano via due giocatori migliori, toglie Eriksen che poverino purtroppo ha avuto quel problema e doveva un attimo sopperire a questa cosa, a queste due mancanze, al fatto che a questa cosa qui. Quindi il primo anno è vero che poi comunque è riuscito a far lottare l'Inter per lo scudetto, poi sicuramente si è perso un po' per strada. Quest'anno ancora, comunque quest'anno hanno provato a riprendergli Lukaku, ma il Lukaku non è quello di Conte. Non ce l'ha mai avuto, là davanti sta avendo comunque Lautaro un po' sì un po' no, ma questo ce l'ha sempre avuto questa cosa, però comunque il campionato è vero, ormai tutti lottiamo per il quarto posto perché il Napoli sta facendo un campionato a sé, però in Champions comunque il suo lo sta facendo anche più degli anni scorsi, tenendo sempre il fatto che siamo stati fortunati perché siamo tutti le italiane di più Benfica, però comunque ai quarti ci è arrivato, battendo il Porto che sono anni che fa la Champions e adesso col Benfica ha vinto l'andata. Io non sono d'accordo sul fatto che non sia un allenatore che sullo scudetto possa fare il salto di qualità ancora e riuscire a avere la mentalità per vincerlo, però non gli do neanche tutte queste colpe, ecco. Boh, vabbè, comunque sul discorso, per adesso cambiare argomento e dedicarci anche al campionato. Secondo me, io intanto chiedo anche scusa ai nostri radioascoltatori se vi sentono... Solo un secondo sul campionato, giusto per dare una notizia quindi che ho visto adesso, la Roma ha perso, penso che sia l'andata per l'Europa League col Feyenoord, i quarti 1-0. Perfetto. Tornando un attimo al campionato, velocemente, Salernitana-Inter, c'è stato il pareggio, anche lì una partita dove abbiamo preso due legni, assurdo, un Lukaku che sbaglia a porta vuota e prende la traversa, abbiamo avuto sfortuna, un Milan che anche lì ne esce da pareggio, però io personalmente mi vorrei un attimo, scusatemi e perdonatemi, concentrare su la Juventus, che vabbè, la Juventus ha perso in casa della Lazio, la Lazio ha vinto 2-1 con il gol di Milinkovic-Savic e Zaccagni, che tra l'altro Zaccagni quest'anno nella Lazio sta facendo una stagione straordinaria, cioè ha siglato la 10ª rete, se non erro, con più gli assist che ha fatto, sta facendo una stagione straordinaria Zaccagni, con tra l'altro quell'assist di Luis Alberto, mamma mia, anche Luis Alberto è fuori, magari non se ne parla, ma sta tornando anche lui a dei buoni livelli, ad ottimi livelli, anche con Sarri, che sembrava che dovesse andare via. Che è vero che se ne parlava che doveva andare via, però comunque sta giocando bene comunque la Lazio, e quest'anno diciamo che ha avuto anche la sfortuna di avere un Immobile che si è infortunato bensì 2 volte durante il corso dell'anno e non è il massimo diciamo
della sua carriera, cioè non ha giocato un'ottima stagione, al di là dei 2 infortuni che ha avuto, non sta giocando tanto bene, infatti sigla molti meno gol rispetto per esempio alla stagione precedente. Immobile è stato capocannoniere della Serie A tante volte, e quindi buono comunque, cioè nel senso cioè, sta giocando un buon calcio, ma come anche la Juventus comunque, perché se, come avevamo detto le scorse volte, se non aveva quei 15, quel meno 15 lì, ragazzi, stiamo parlando di una squadra che si trova al secondo posto, una squadra che si trovava al secondo posto e che era più vicina a tutti al Napoli. Comunque, sempre in casa Juventus, parliamo un po' di Juventus. Adesso si è aperta, in questi giorni qua, la bufera su Vlahovic, e io anche lì ne avevo cominciato a parlare, non so se ben vi ricordate, cari radioascoltatori, ovviamente mi rivolgo anche a te Roberto, che avevo cominciato a parlare di Vlahovic dicendo cavoli, non è il Vlahovic della Fiorentina fra l'anno scorso e quest'anno non sta giocando comunque come ci si aspettava, no? Tra virgolette. Poi è chiaro che la Fiorentina non è la Juventus, ma per la carità del Signore va bene, però da un giocatore simile, per la cifra che è stato pagato, ovviamente ci si aspettava un qualcosina in più, su questo non possiamo nasconderci. E infatti il dato che ha diciamo acceso un po' il dibattito su questo giocatore è stato il fatto che Vlahovic è senza gol in Serie A, cioè non sta insegnando in Serie A da 2 mesi, cioè quindi un'astinenza che sicuramente non gioverà all'umore del giocatore. Addirittura la pagina Instagram dell'attaccante della Juventus è priva di messaggi e di dati, non si sa se è una decisione, quindi non c'ha più il suo profilo Instagram e i social, e sappiamo che oggi è tutto avere un profilo sui social, non si sa che perché sia così, non si sa se è una decisione momentanea, una decisione definitiva, vabbè, comunque la sua astinenza non giova l'umore, però non si possono escludere anche alcune motivazioni di carattere personale, oppure potrebbe trattarsi di un tentativo per ridurre le distrazioni e rimanere concentrato, questa mancanza sui social. La Juve corre su 3 fonti, l'Europa League, la Coppa Italia, il pass per la prossima Champions League ovviamente. Vlahovic adesso vuole tornare però protagonista, con una buona pace per i quasi 2 milioni di follower che non possono seguirlo per il momento. Non fa quindi gol dal 7 febbraio. Ecco, si parla quindi del futuro anche di Vlahovic. Io penso che Vlahovic rimarrà alla Juventus, escludo tutti quelli che dicono che l'anno prossimo parte, dubito fortemente, anche perché adesso non so quanto nel caso noi siamo alla ricerca di un attaccante, nel caso ma guarda, se vuole volendo. sacca l'Inter è sempre ben accetto, comunque è sempre ben accetto, perché un giocatore del genere comunque è forte Vlahovic, su questo bisogna riconoscerlo. Adesso è vero, è da 2 mesi che non segna, non sta giocando bene, è partito molto bene con la Juventus, ha fatto un inizio con la maglia bianconera stupendo, cioè nel senso dove ha dato il meglio di sé, però adesso è un po' diciamo che è calato con l'andare del tempo fino ad arrivare a questa situazione che da 2 mesi che non segna, cioè addirittura ha segnato Moise Kean, adesso senza togliere nulla a Moise Kean, però segna Moise Kean, questo per la Juve però è un problema. Sicuramente avere l'attaccante per cui hanno speso 70 milioni a secco di gol da 2 mesi sicuramente è un problema. Poi vabbè, la Juve non si basa su di lui, perché comunque è una squadra ben costruita, comunque Di Maria che il suo lo fa, e anche tanto per avere l'età che ha ancora dimostra di fare la differenza. E vabbè, poi hai avuto i problemi di Chiesa, che comunque anche quest'anno è stato sfortunato, che è entrato dopo un anno e continua ad avere ogni tanto qualche ricaduta, qualche infortunio. Però sicuramente averli un giocatore per cui hai speso 70 milioni a secco da 2 mesi è un grosso problema, questo sicuro. È un enorme problema. Poi per parlare delle altre partite, Atalanta-Bologna, l'Atalanta perde 2-0 contro il Bologna con il gol siglato da Sansone e Orsolini al finire, all'86esimo. Abbiamo una Roma che procede, va avanti come la Lazio e vince contro il Toro 1-0 col gol di Paulo Dybala. Abbiamo visto un Verona che trionfa anche sul Sassuolo,
un 2-1 con un Ceccherini, con un gol di Ceccherini all'84, tra l'altro proprio sul finire è riuscito a ribaltare il Sassuolo nell'AS Verona. Ecco, queste diciamo sono le partite per un Udinese Monza che è finita in pareggio, la Fiorentina e Spezia che è finita sempre in pareggio, la Sampdoria che perde contro la Cremonese 3-2, perde in casa. E vabbè, queste poi sono le partite. Settimana prossima, scusatemi, questo weekend ci sarà un Bologna-Milan. Ecco, domanda, vai in trasferta a Bologna? Ecco, magari incontri il nostro caro radioascoltatore Alessandro da Bologna, che salutiamo e ringraziamo per sempre i suoi interventi. Ma non ho fatto in tempo perché si parlava di Inzaghi. Quando si parla di Inzaghi il tuo cuore batte sempre forte. Vabbè. Abbiamo un Inter Monza anche. Queste sono partite comunque dove bisogna vincere. Cioè queste qua, l'Inter, penso che parlo sia per l'Inter che per il Milan, non devono steccarle. È vero che sono considerate magari squadre meno rispetto ad altre, però insomma il Bologna, per la stagione che comunque sta giocando, è un Bologna che mette i bastoni tra le ruote a molti. Vabbè, all'Inter siamo abituati ormai. Recentemente comunque il Bologna in casa ha battuto Inter e Atalanta. Appunto. Quindi su quello è assolutamente... cioè bisogna stare veramente attenti, dovete stare veramente attenti col Bologna. Il Monza è un'altra squadra che sta giocando bene, comunque è entrata bene in Serie A e bisogna stare attenti anche a loro. Poi c'è un Napoli-Verona, un Torino-Salerno, Roma-Udinese, Fiorentina-Atalanta, quella sarà una bella partita. Insomma, non ci sono bellissime partite, ovviamente non ci sono partelline di cartello, ecco, come si suol dire. In questa attesa che arriveranno martedì, mercoledì. Esatto, siamo tutti in attesa. Comunque abbiamo un Napoli che ha 74 punti, primo, secondo la Lazio con 58, Roma terza con 53 e poi Milan 52, Inter 51. È incredibile che abbiamo, cioè, a parte il Napoli togliamolo un attimo fuori dai giochi, che tanto, a meno che non li tolgono punti per il discorso di Osimhen, che ancora oggi se ne è parlata sulla Gazzetta, ma al di là di quello abbiamo le due squadre della capitale, Lazio e Roma, e poi le due squadre dell'altra capitale per molti, che è Milano, cioè Milan-Inter. Insomma, siamo lì. Sicuramente si lotta per arrivare quarto posto. Non so come andrà a finire, però si lotterà per il terzo e il quarto posto. La mia paura più grossa è che si continuano a sottovalutare le partite di campionato finché saremo in Champions, e questo è un brutto errore che si fa, perché comunque anche con l'Empoli hai dimostrato che non puoi fare turnover perché hai certi giocatori che in panchina non sono all'altezza e infatti pareggiato. Adesso vediamo Bologna, perché comunque di mezzo c'è il ritorno col Napoli. Vorrei che siamo più proiettati lì. Speriamo bene, perché comunque anche il campionato bisogna far bene, perché il posto Champions va preso. Comunque, scusa se ti interrompo Roberto, siamo arrivati anche quest'oggi, questa sera, alla fine della legge del gol. Noi ringraziamo tutti i radioascoltatori che come sempre ci seguono e ci supportano. Il mio grazie va sempre anche a te Roberto, grazie. Grazie, buona serata a tutti. E ovviamente noi ci rivediamo alla prossima puntata della Legge del Gol. Grazie mille per l'ascolto, buona serata. Avete ascoltato